Esattamente 500 anni fa, nel 1524, un autore vicentino, Giovan Giorgio Trissino, pubblicava a Roma, presso un editore che a sua volta era di origine vicentina, una epistola delle lettere nuovamente aggiunte alla lingua italiana. Che cos'era? Era una proposta di riforma ortografica, la proposta di impiegare alcune lettere dell'alfabeto greco, come la epsilon e la omega, e anche altre, per esprimere dei suoni che normalmente nella tradizione di scrittura dell'italiano, quando sono espressi, pur essendo diversi, sono espressi dallo stesso segno. Per esempio, quando scriviamo botte o botte, lo scriviamo nello stesso modo, non distinguiamo graficamente, a meno di non usare degli accenti, la O di botte da quella di botte, la O aperta e la O chiusa, insomma, come si dice comunemente, oppure anche la E aperta e la E chiusa, le rappresentiamo tutte allo stesso modo. Bene, per ovviare a questa disomogeneità o a questa irrazionalità piccola della tradizione grafica dell'italiano, che naturalmente si appoggia sull'alfabeto latino, Trissino proponeva di chiamare in aiuto alcune lettere dell'alfabeto greco. È una proposta di riforma che non avrà alcun successo. Solo lo stampatore di Trissino continuerà ad applicare queste regole per alcuni anni, producendo peraltro delle stampe molto eleganti, ma nessun altro seguirà la proposta di Trissino, che pure verrà discussa, attaccata, e sarà oggetto di polemiche anche intense negli anni immediatamente successivi. Insomma, Trissino è uno sconfitto, ma è un grande sconfitto. È uno sconfitto che ha anche dei meriti e dei successi. Per esempio, quello di aver usato, nel titolo che ho citato poco fa, Epistola delle nuove lettere aggiunte nella lingua italiana, di aver usato questa etichetta, questa formula, lingua italiana, che all'epoca non era affatto scontata e che poi diventerà invece comune. Oggi noi la usiamo comunemente per indicare appunto la lingua in cui sto parlando, ma all'epoca, ancora all'inizio del Cinquecento, e ancora abbastanza lungo in realtà, non c'era un accordo generale, complessivo, su come si dovesse chiamare quello che il cardinal Bembo chiamerà la volgarlingua, e su quella che ancora quasi un secolo dopo, all'inizio del Seicento, l'Accademia della Crusca in realtà non saprà come chiamare, tant'è vero che il primo vocabolario della lingua italiana, pubblicato nel 1612, appunto, il primo grande vocabolario, pubblicato dall'Accademia della Crusca, non riporterà nel titolo, nel frontespizio, il nome della lingua a cui si riferisce, perché appunto non si trovò un accordo su quello che avrebbe potuto essere chiamato volgare, toscano, insomma, c'erano varie formule, dietro le varie formule naturalmente c'erano diverse idee su cosa dovesse essere o potesse essere questa lingua comune per l'Italia. Bene, Trissino, con la sua proposta lingua italiana, fa appunto la scelta che si rivelerà vincente, ma lì per lì naturalmente non lo è. Trissino è un personaggio elegante, raffinato, che fa parte di una stagione della lingua italiana della storia della lingua italiana, in cui intensi dibattiti e intense polemiche si accompagnavano all'elaborazione di un nuovo modello linguistico per la letteratura e per la produzione scritta. Ma la storia dell'italiano è percorsa lungo un arco molto lungo di tempo da queste o da simili polemiche. C'è una questione della lingua in italiano che parte ai tempi di Dante e arriva di fatto fino ai giorni nostri e a varie tornate nel corso della storia e che segna il dibattito sulla natura, sul modello, sulla forma ideale dell'italiano. Quasi nessun'altra lingua europea ha una questione della lingua così lunga, così intensa e così polemica. Che cosa insegna l'episodio di Giovan Giorgio Trissino e la sua fallita riforma ortografica? Mostra che le riforme ortografiche sono molto difficili da applicare perché è molto difficile persuadere un'intera comunità di scriventi che appunto scrivono abitualmente in una lingua che ha una consolidata tradizione a cambiare le loro abitudini.
Questo a volte è possibile quando c'è una forte autorità centrale che è in grado di orientare e di modificare le abitudini di intere comunità. Per esempio, appunto, una grande accademia sostenuta dallo Stato che indirizza gli usi linguistici di una nazione, ma in Italia nemmeno l'Accademia della Crusca ha mai avuto una simile capacità di influire veramente sulle scelte complessive della comunità dei parlanti e degli scriventi. In particolare poi per le riforme ortografiche è molto difficile imporre a tavolino delle modifiche. Oggi si sente ancora parlare a volte di proposte di riforme ortografiche. C'è chi vorrebbe introdurre anche oggi, esattamente come 500 anni fa, nuovi segni nella ortografia dell'italiano, per esempio il famoso schwa di cui ogni tanto si parla, ma esattamente come accade ai tempi di Giovan Giorgio Trissino, è molto difficile che simili riforme possano veramente imporsi e possano modificare istantaneamente le abitudini di milioni, in questo caso di scriventi. Le abitudini della scrittura, le abitudini della norma ortografica si modificano spesso molto lentamente e sono insomma molto inerziali. La vicenda di Giovan Giorgio Trissino e della sua fallita riforma ortografica mostra che modificare le abitudini di chi scrive in italiano è molto difficile.